Siamo qui in manifestazione questa mattina per ribadire a Grafica Veneta che la vertenza non è assolutamente conclusa. I lavoratori sono senza lavoro, non hanno una soluzione abitativa giusta ed equa, per cui siamo in una condizione dove siamo esattamente fermi a luglio. Non si fermano FIOM CGIL e ADL Cobas. Manifestazione oggi a Trebaseleghe per ribadire che il patteggiamento dei vertici aziendali di Grafica Veneta non pone fine alla vertenza. I sindacati chiedono che i lavoratori sfruttati dalla cooperativa vengano assunti dall'azienda. È ora di cambiare il sistema degli appalti, non si può continuare a lavorare fianco a fianco lavoratori con diritti e lavoratori senza diritti. È ora di dare una svolta e penso che Grafica Veneta debba dare un segnale, non i segnali che abbiamo visto di rabbia stamattina. Io penso che debba finalmente decidersi a fare una cosa fatta bene, e cioè dare un posto di lavoro a queste persone che se lo sono meritato e guadagnato fino a qua. ADL Cobas sottolinea come, dopo l'ultimo incontro avuto in prefettura a settembre, nulla più si è mosso. Sono le istituzioni, dice Gianni Boetto, per prime che stanno dimostrando quanta voglia ci sia di andare a fondo a questa storia, molto poca. Hanno ribadito come il sistema degli appalti non può che portare disuguaglianza all'interno dei luoghi di lavoro, con lavoratori di serie A e altri di serie B. Negli appalti si nasconde la precarietà più subdola, insomma, vediamo situazioni di appunto sfruttamento come quello della Grafica Veneta, che poi si traduce con l'arresto degli imprenditori per riduzione alla schiavitù, ma non è purtroppo un elemento nuovo.